Benvenuti a tutti, una nuova iniziativa della Proloco. Questa volta abbiamo pensato, nell'ambito della rassegna culturale che la Proloco sta portando avanti in questi ultimi anni, di avanzare una proposta direttamente rivolta alle nostre radici culturali e tradizionali sarde, che tanto stanno a cuore a tutta la popolazione, ma vedo anche molte facce di immigranti, per cui siamo contenti di averli questa sera nostri ospiti. È una serata che viene realizzata in tandem con l'amministrazione comunale, che ringraziamo, e soprattutto ringraziamo anche chi ci ospita ormai da tanto tempo, che è Don Peppino Lintas, sul Sagrato di Santa Chiara, per cui stasera una cornice veramente speciale anche in questo senso, per cui grazie Don Peppino. È un seminario quello di stasera, non è una vera e propria gara di canto a chitarra. Principalmente abbiamo voluto focalizzare l'attenzione sul seminario del canto tradizionale sardo alla logudoresa, a Santiga, come si suol dire. Un po' per rispolverare le nostre radici, per rispolverare quella che era la vera essenza del canto sardo a chitarra, e che magari nella notte dei tempi un pochino si è persa, un pochino è sfumata, e allora cerchiamo questa sera di riviverla, ma anche di scoprirla, perché molti di noi questa sera probabilmente non sono addentrati nella tematica. Abbiamo diversi ospiti speciali, a partire dal relatore che è qui al mio fianco, professor Rolando Piana, che è docente di musica, ancora insegnante di musica, che ha fatto tutto un lavoro di riscoperta del canto tradizionale sardo e che fra poco ci estenderà le sue ricerche, le sue esperienze. Ma abbiamo anche delle persone che accompagneranno questo percorso questa sera, a partire dalla nostra voce cossuinese, che è Mario Manno, al quale tributerei un applauso. Proprio per il suo lavoro di valorizzazione della cultura sarda in tutta la Sardegna, ma credo anche fuori, che rende particolarmente onore al nostro paese, perché gli dà lustro insieme a tutta la rappresentanza della Sardegna. Quindi grazie Mario Manno, ma grazie anche agli ospiti che stasera sono venuti a trovarci, a partire da Franco De Muru. Ci sarà, eccolo qua, ci sarà anche Matteo Dore, stiamo aspettando Giacomo Madelli, ma starà per arrivare. Non so se sia poi riuscito ad arrivare Gavino Luria, probabilmente. È qua, ecco là. Sapevo che non stava benissimo, per cui è riuscito invece a omaggiarci della sua presenza. E abbiamo ancora Nicola Saba, che anche lui è il nostro giovane chitarrista del paese, tra la scuola dei giovanissimi, come si suol dire. E ringrazio insomma tutti quanti voi per la partecipazione questa sera. Un ringraziamento al presidente della Proloco Piero Foddano, che ha promosso l'iniziativa, e vi lascio in buone mani. Professor Rolando Piana, grazie. Fossimo stati al chiuso non avrei usato il microfono, perché grazie a Dio il tono di voce riesco ancora a tenerlo abbastanza alto. Però velocemente vi ringrazio la Proloco e il Comune che mi dà questa opportunità. Voi sapete che affrontare questo tema, no? La storia di giuganta boga di chitarra non si sente tutti i giorni ormai. E siccome io ho vissuto la storia, la fine di questa storia al mio paese, io sono di Burzi, chi è dentro questo mondo delle giuganta chitarra sa che valore ha avuto Burzi, no, in questo settore, con zio Francesco Cuvetto, con zio Leonardo Cavizza, con Giovannino Casi, con mio nonno,
e ve ne parlerò dopo. Quindi io condirò questa storia, vado a braccio, avrei tantissime cose da dire, ma preferisco andare a braccio perché mi piace lasciarmi trasportare anche dai miei sentimenti e da tutto quello che mi viene, anche perché sono 40 anni che studio questo settore, lo vivevo io quando per 5-6 anni ho suonato sui palchi anch'io, perché è zio Francesco che mi voleva come chitarrista e mi ha suggerito di imparare a suonare a Samarella, dicevano, che per me è stato difficilissimo all'inizio perché non lo conoscevo, quindi sono un autodidatta e l'ho imparato ascoltando i nastri. Però una volta che si entra in quell'aspetto di accompagnamento è un'altra cosa, si entra veramente nel mondo. E poi farò qualche domanda in particolare proprio sulla tecnica chitarristica al signor Mario. Allora io vorrei raccontarvi stasera, e se mi allungo troppo fatemi qualche cenno, perché io quando inizio a parlare di queste cose potrei parlare per tanto tempo, perché di cose da dire, aneddoti ce ne sono tantissimi. Non posso chiaramente parlare di tutti i cantatori che si sono succeduti nella storia, anche perché io inizio a raccontarvi adesso dalla fine dell'Ottocento sino all'inizio degli anni 70. Perché? Ve lo spiego subito. E quello che vi dirò è frutto solamente della mia passione, dei miei studi, delle mie ricerche, delle mie interviste fatte ai grandi personaggi di una volta, ai grandi cantatori di una volta, che grandi chiacchierate una volta, così, nastri messi in un angolo, riscoperti dopo 30 anni quelle registrazioni, oggi sono diventate dei documenti, cose importantissime. E più avanti, quando terminerò di fare questa serie di conferenze, le sto facendo veramente, il motivo è questo. Ciò che mi spinge è cercare di recuperare su canto a Santiga. Non tocco il canto moderno, quello che si fa oggi, quello è un arricchimento, anche perché il canto popolare con il passare del tempo si evolve, si trasforma. Però abbiamo perso e sepolto su canto a Santiga. Io vorrei, perché grazie ai documenti che abbiamo, i giovani possono riascoltarlo come si cantava un tempo. E a proposito, i documenti ci sono, con i mezzi moderni su Facebook, su YouTube, eccetera, ormai i giovani possono già seguire tantissime gare, anche solamente audio, di 40, 50, 60 anni fa. Perché grazie all'opera di alcuni grandi appassionati, in particolare alcuni miei amici, Antonio Caria, che conoscerete, di Bonnannaro, che sta svolgendo una grande opera di ricerca. Anche da poco io ho cercato di sbobinare nastri, bobine così grandi, ormai mezzo arrugginite, eppure siamo riusciti a recuperare con i mezzi moderni gare di 50 anni fa. E quelli sono documenti che ormai sarebbero perduti, persi. Perché chi è che conserva ormai? Qualche amatore li conserva. E grazie alla digitalizzazione di questi documenti Antonio ogni tanto mette in ascolto parte di queste gare, che sono dei documenti importantissimi. Ma in particolare ringrazio Bastianino Socciu, un mio amico di Bonnannaro sempre, ma vive a Sassari, grande cultore del canto a boga di chitarra, a Santiga in particolare, che conserva un archivio a casa di decine e decine di gare dagli anni 50 agli anni 2000. Solo a me mi ha dato un hard disk pieno di gare dal 50, io che sono uno studioso ve le ascolto tutte e quindi faccio delle analisi, riesco a valutare l'evoluzione del canto che hanno avuto addirittura alcuni cantatori, ci sono gare di quando erano giovani e da quando hanno terminato, quindi c'è tutto il passaggio. Molte gare di Mario Mannu io non ho avuto occasione né di accompagnare durante la sua carriera, per esempio, né di ascoltare dal vivo, però ho tantissime gare fatte da lui e che ascolto per studiare le capacità vocali e interpretative ed espressive dei nostri cantatori, che per i nostri giovani non contano più niente. Però per chi ha la mia età, io vado sui 62 anni, per chi ha la mia età in poi, diciamo, con gli anni qualcosa lo ricordano ancora. Infatti delle cose che vi racconterò stasera per molti sono cose conosciutissime, per altri magari no. Allora, per non allungarmi troppo, inizio subito. Quando è che si inizia a parlare di canto a boghe di chitarra? Guardate che prima lo chiamavano anche a boghesonetto. Io queste cose le so da mio nonno del 1908, non c'è più chiaramente, però ha cantato una vita con Antonio Tesoro. Addirittura ha esordito a 14 anni a Perfugas in una serata con Luigino Cossu, Pedro Bocchetto
e Antonio De Sole, ha esordito e lo stavano quasi lanciando. Ma questo aneddoto lo racconto sempre. E lui si è lamentato tutta la vita con me, perché lui ha cantato sino ai 93 anni. Io ogni volta che andavo in paese lo trovavo nella vigna, no, 2 voci, via, e sempre con il registratore appresso. Quindi ho decine di registrazioni che ho messo anche su YouTube, che devo ascoltare, entra nel mio profilo, Rolando Piana, e le ascolta tutte, le ho pubblicate tutte, perché cantava a Santiga, perché allora, sino agli anni 40, dall'inizio sino agli anni 40, ognuno aveva il suo modo di cantare, il suo modo espressivo, e si vantavano di avere quelle caratteristiche. Mio nonno diceva, come te, Sanuaresa mia non la va nessuno, perché lui addirittura aveva modificato la nuoresa, la muoveva in si bemolle addirittura, poi e tornava in re. Quindi all'inizio non riuscivo neanche ad accompagnarlo neanche io, poi ho capito come andare e lo seguivo, e lui si vantava di questo. Ma anche Francisco Beresida nella Vagre, poveggio, no? Dice, perché voleva, in tutti i modi. Cosa mi diceva il nonno all'inizio? Non parlava di gare. Si inizia a parlare di gare, di canto a chitarra dal 1915 in poi. Ma prima non è che non si facessero le gare, non si chiamavano gare, erano esibizioni, perché durante le feste si cantava sempre. Al mio paese a Bursi l'hanno sempre fatto. Io ho detto, ma nonno, ma si facevano queste gare? Allora non si vadiano, dice. Si vadiano, sì. E lei ha detto, ma hai sentito parlare degli anziani, se si facevano anche prima? Perché mio nonno era dell'8, quindi gli anziani erano nell'800, gli altri, no? Dice, sempre, l'hanno sempre fatta. Certo, non si conoscevano come le gare di oggi, però erano gare, a cale cantai a mezzo, giocare dura io di più cantenne, eccetera. Quindi si facevano. Allora, documenti ufficiali non ne abbiamo, perché primo non esisteva il registratore, il primo registratore è stato inventato intorno al 1920, quindi si è perso tantissimo dei cantadores della prima generazione. E quando io parlo della prima generazione vi ricordo alcuni nomi: Domenico Mene, Pepe Mene di Nulvi, Paolo De Rio di Ozieri, sposato a Chiaramonti, e girava questi paesi, non cantava tantissimo perché i mezzi per muoversi in quel periodo non erano quelli di oggi, c'erano grosse difficoltà. Candida Mara è una delle donne più famose in quell'epoca. Nonno diceva, cantaiera la Quenta Giugno, cioè era conosciutissima, Sassari era conosciutissima, era di Nulvi, una donnetta piccoletta, purtroppo è morta giovanissima, aveva 40-45 anni, non di più. Ma voi immaginatevi una donna, questa Candida Mara, che cantava in Sozzilleri a Sassari. Immaginatevi come poteva essere considerata a quei tempi, no? Quindi mica erano tutte le donne che potevano permettersi di andare in giro. Lei allevava cavalli a Nulvi, allora era il tempo delle carrozze, no? Quindi i cavalli servivano, lei stessa si muoveva col calesse, eccetera, in giro, girava dappertutto, faceva le gare di cavallo, era il suo interesse, ed era conosciutissima. Gareggiava nelle gare in Gallura, nell'Anglona, anche qua. Io ho documenti che cantava Padria, cantava a Bonannaro, sono sicuro che cantava anche qua e anche a Pozzomaggiore, non molto spesso, ma veniva invitata. E in genere cantava quasi sempre in queste zone con Paolo Verio o De Gortes di Laero, grande De Gortes. Antonio De Sole, che era considerato lui uno dei più grandi cantatori, non lo diceva lui, lo dicevano gli altri cantatori. Antonio De Sole diceva, De Gortes è su mastro, cioè detto da Antonio De Sole, insomma. E chi ha conosciuto mio nonno in particolare, perché ci cantavano i Sozzilleri insieme, a De Gortes, a Paolo Rio e tanti altri, lo diceva, non è a poche potente, ma è ad una melodia. Un po' marioscano all'inizio, tentava di imitarlo, a De Gortes, però purtroppo non abbiamo registrazioni, perché quando era stato invitato per andare a Milano a fare le prime incisioni, quando le hanno fatte intorno al 29, 30, 31 e 32, le prime registrazioni risalgono a quel periodo, lui faceva il contadino, o ia de Messare o ia de Zappari, insomma, non aveva tempo per andare. Quando aveva deciso invece di andare a registrare, l'aveva chiesto a Antonio De Sole, io ogni volta sa registrare, Antonio De Sole aveva altri impegni, insomma, abbiamo perso tutte le modulazioni di Candida Mara e di De Gortes in particolare, che erano considerati i più bravi in assoluto. Chi era allora questa Candida Mara? Chi è che ci parla di questa donnetta? Guardate, nelle mie ricerche io non ho trovato
tanti scritti che parlassero del suo canto a boca di chitarra. Sì, si parlava del canto in generale, in Sardegna, ma a me si arriva in particolare. L'unico che ha approfondito questo discorso è stato Gavino Gabriel, di Tempio, grande musicista, compositore. E durante la riforma gentile, la riforma scolastica gentile, lui era stato incaricato di andare in giro per le regioni e raccogliere i canti popolari, quelli che dovevano essere poi insegnati nelle scuole ai bambini. E infatti nella riforma gentile, i primi anni che insegnavo, la portavo avanti anch'io, quando noi insegnavamo a scuola ai ragazzi i canti piemontesi, i lombardi, i napoletani, i sardi non c'erano mai nei libri, la Sardegna non è mai esistita nei libri. Io dal primo anno che insegno invece, qui c'è qualche mio ex alunno, sa che la musica sarda noi l'abbiamo sempre trattata, almeno a livello storico, ma nei libri non c'è. E questa è una pecca, insomma, che ci portiamo avanti da troppo tempo. Allora, chi è che ci parla del canto dei primi anni, del primo decennio, diciamo, del 1900? È proprio uno scritto di Gavino Gabriel, perché lui girava i paesi e ascoltava le modulazioni, quindi parla in questo documento delle modulazioni, lui era gallurese, quindi quelle le conosceva benissimo. Le modulazioni dell'Anglona, della mia zona, le modulazioni del Sassarese, addirittura della Planargia, del Meilogu, e faceva i confronti. Dice, ma guarda un po', in Sardegna quasi quasi ogni paese ha la sua modulazione, e quella era la nostra ricchezza. Ecco perché poi quando sono venute fuori le gare, sono venute fuori su canto a Saviaghese, su canto a Sottierese, su canto, insomma, si è creata la gara proprio raccogliendo alcune modulazioni di zone particolari, per presentare una gara vera e propria. Cosa diceva di Candida Mara Gavino Gabriel? Una donna piccoletta, non molto carina, proprio le palle, dice era molto carina, ma quando apriva la bocca per cantare c'era solo da incantarsi. Dice, aveva dei melismi, e lui, siccome era compositore, non aveva registratore, trascriveva direttamente la musica di quelle modulazioni, però diceva, non riesco a scrivere i passaggi stretti che fa, non si possono scrivere in musica, quelli bisogna ascoltarli con un disco, con una registrazione. Invece non si è mai riusciti a registrare queste modulazioni. Di un'altra donna invece le abbiamo le registrazioni, ed è Maria Rosa Punzuludu, che era quasi coetanea di Candida Mara. Maria Rosa Punzuludu, ozzierese, il padre faceva il ciabattino, ozieri, poteva cantare solamente dentro casa e massimo nell'uscio di casa. Figurati andare a cantare sul palco. Lei quando ha iniziato a uscire perché era molto padre, altrimenti non avrebbe cantato. Una volta scomparso il padre, allora è uscita, è iniziato anche lei ad entrare nel giro. Lei ha inciso con De Lunas, le prime incisioni le ha fatte proprio con Gavino De Lunas. Perché andavano d'accordo? Perché Gavino De Lunas aveva una voce talmente acuta che poteva cantare quasi quasi solo per le donne, possiamo dire, era quasi un sopranino lui, capito? E infatti nelle prime incisioni, io ascoltando la chitarra di Nicolino Cavizza, perché l'accompagnava lui ad arpeggio, perché Nicolino inizialmente suonava ad arpeggio, non a plettro, poi vi spiego il motivo per cui ha inventato l'accompagnamento a plettro, usava una terzina, non la chitarra sarda, che è una baritona questa, il chitarrone, no? Non si usava questo qua, si usava la chitarra normale. E chi è che poteva cantare con quelle chitarre così? Le donne. O Cuccuru, Giovanni Cuccuru, che lo stesso aveva una voce altissima, andava verso l'alto, ma nelle gare si trovavano male con gli altri cantadores, perché gli altri erano tenori, loro erano ancora più su. E quindi bisognava tirare su la chitarra, ma se si canta oggi, si canta in La, nella cordatura diciamo stabile, loro dovevano cantare in La diesis o addirittura in Si. E come si fa? Gli altri venivano, dopo le prime voci, venivano messi fuori, potevano reggere le gare di allora. Guardate che le gare di quel periodo non duravano un'ora e mezza come oggi, duravano 3, 4, 5 ore, finché resisteva la voce, capito? Ecco. Ritorno ancora indietro. Prima di sentir parlare però di canto a boghe de chitarra, si chiamava anche in alcuni paesi, cantiamo da sonetto, a boghe de sonetto, perché? Perché non c'era nessuno che suonava la chitarra. La chitarra non è che si trovavano dappertutto, era raro trovare, specialmente nei paesi piccoli, strumenti non ce n'erano. Era facile che ci fosse qualche organetto perché serviva per i palisaldi, quelli si sono sempre fatti, ma la chitarra era raro.
io i chitarristi che ho conosciuto al mio paese erano Ciabattini, che poi cosa facevano? Con due accordi accompagnavano tutti i canti, re, do, re, do, re, do e basta. Addirittura si accordavano le prime tre corde, la quarta e la quinta l'accordavano direttamente alla nota del quarto dito perché loro non usavano, quindi accordature personali, capite? Si arrangiavano così. Poi vi parlerò anche del settore strumentale, della storia dell'evoluzione della chitarra. Allora, a Bove nonno mi diceva, no, cantiamo il pugno senza nuda. Le prime gare le facevano a voce nuda, si diceva. E io a zio Francesco dicevo, zio Francesco è della seconda generazione, dice, ma no, in Gardura mi è capitato più di una volta, dice, a San Teodoro, loro erano villaggi piccolini, eccetera. Infatti, nella locandina che avete pubblicato voi, nella fotografia in bianco e nero sulla sinistra, è la foto di zio Francesco con Antonio De Sole, con Barella, nel 48, a San Teodoro. Guardate il palco com'era, quattro assi così messi, tanto per stare un metro più su dal terreno, senza microfono, senza nulla, ma lì c'è Marella però hanno cantato più di una volta addirittura senza chitarrista. Dice come? E non si intendeva manco Zamucca in pianta, ascoltavano in un silenzio quasi religioso, perché allora si viveva. Il canto era l'espressione dell'anima allora, in quel periodo. E chi saliva sul palco, non saliva uno così, chi saliva era veramente bravo, altrimenti la seconda volta non saliva più, non glielo permetteva la gente, chiaro? E questo l'abbiamo, io lo so dagli anziani, ma era veramente così. Infatti si diceva, chi sale sul palco è campione, ma in terra, gente che canta, lì canto bindara, dice, un uviotto, dicevano da noi, però chi sale sul palco deve essere campione, altrimenti a giosso. È una regola non scritta, ma si manteneva. Allora, quando non c'era la chitarra, i primi anni del Novecento si accompagnava anche con uno susonetto, dicevano, con l'organetto diatonico, accompagnare tanto per dire. Io avevo un mio zio che suonava così, ma più che altro suonava i balli sardi, poi qualche accordo in re, tanto per reggere e basta. Quando è venuta fuori la chitarra, è diventata più comune, con la chitarra era un'altra cosa, sinceramente. Ma badate bene, i chitarristi del primo periodo, prima che venisse fuori Nicolino Cavizza, Adolfo Merella, eccetera, si sentiva già accompagnare abbastanza bene con i fratelli Secchi di Sors, con Ignazio Secchi e il fratello più grande. Quelli erano già erano più alberi, erano dei falegnami e le chitarre se le costruivano loro. Però io, ascoltando le prime incisioni loro, mi rendo conto che le chitarre sono quasi sempre scordate. Perché? Perché per accordarle in chiave di tenore alla nostro dovevano passarle molto quelle chitarre, quindi le corde, essendo molto lente, la chitarra era difficilmente accordabile, non può essere perfetta in quel senso lì, però accompagnavano lo stesso. I primi chitarristi, badate bene, non si perdevano in fronzoli. Durante la gara, le prime esibizioni, il chitarrista stava addirittura alle spalle dei cantadores, stava in un angolo dietro, il cantatore davanti, perché il canto era ciò che contava veramente. Saore. Oggi si è trasformata questa forma di esecuzione. Saore. Il chitarrista perché era dietro? Perché doveva solo accompagnare Saore. All'inizio i primi chitarristi accompagnavano con degli accordi semplici, arpeggiati, ma accordi semplici, niente di particolare. Ignazio Secchi è stato il primo a creare i primi abbellimenti, altri chitarristi di Sassari, un certo Carrasciale, famoso, tutti soprannominati, quelli di Sassari, poi i chitarristi a Sassari ci sono sempre stati, a Usini, lì vicino a Sassari ci sono sempre stati, e magari non facevano gare ufficiali, però ci sono sempre stati, in Sozzilleris, in Livendioli, come dicono a Sassari, si trovavano il fine settimana, sempre, e qualche chitarrista c'era sempre, nei paesi era un po' più raro. Quando è che il canto ha iniziato a chiamarsi canto a bogue de guitarra? Dal 1910, diciamo, in poi. A bogue di chitarra perché hanno iniziato i primi chitarristi a uscire anche dalla città, da Sassari, andare a suonare in esibizioni nei paesi. Io so di certo, per esempio, che a Sedini, vicino al mio paese, dove viveva Antonio De Sole, si era sposato a Sedini, c'era Pugetto, c'erano almeno 3 o 4 chitarristi.
c'era Peppino Sicchi che si era sposato a Siedine, ma aveva smesso quasi subito, dopo le prime incisioni lui, come si è sposato, ha smesso di suonare. Io ricordo, perché me l'aveva detto anche zio Francesco Cubetto, dice no, al momento che ti sposato siamo zero era duro, ma non è più. Invece non è vero, io ho incontrato il figlio da poco, Mario Secchi, un ex preside, e mi ha detto no, papà ha smesso perché ha deciso di smettere, anche perché sapete qual era il guadagno, la paga per una serata? Corrispondeva a 1 o 2 giornate di lavoro, allora. Non erano quelle grandi somme che davano negli anni 50, 60 e 70, capito? Erano proprio, diceva, oh, quello che ci danno per una gara, come entra ci esce subito, dicevano, quindi che me lo fa fare a girare a perdere ore di lavoro, noi facciamo il falegname, e ha smesso. Il fratello no, Ignazio che era più giovane, bell'uomo, no? Quindi immaginatevi, non si perdeva una gara. Addirittura Peppino gli diceva, chiamava, dove ti hanno invitato? Diceva Perfo a fare una gara, no Bannes, dice non va andare su Sinchi, no, non va andare, te la pago io, gli pagava la serata perché non ci andasse, gliela pagava perché era il valore di 1 o 2 giornate, capito? E invece cosa faceva Ignazio? Si prendeva la parte del fratello e poi andava anche a farsi la gara, che era un bel giocherellone, bella persona, un donnaiolo, eccetera, e si divertiva. Ignazio Secchi nelle incisioni degli anni 31, 32, 33, lì si intravedono già gli abbellimenti, quelli che faceva Marella dopo. Infatti Ignazio Secchi è stato, diciamo, uno dei maestri di Marella. Adolfo Marella di Usini, da ragazzino, poi si sono trasferiti con la famiglia a Sassari, però seguiva già i chitarristi di Usini, perché c'erano, e le prime nozioni le aveva prese proprio a Usini, Adolfo Marella. Frequentando a Sassari Sozzilleri, no? Ha conosciuto gli altri chitarristi sassaresi e lui ne ha preso un po' da tutti, in particolare però da Ignazio Secchi, dai fratelli Secchi. Ma quegli abbellimenti però Marella poi li ha perfezionati e li ha resi universali in una maniera unici, io lo chiamo l'alieno, no? Perché il suo tocco è inconfondibile. Io ho cercato di imitarlo nel primo periodo perché non l'ho mai conosciuto direttamente, Marella, ma ne ho preso lo stile ascoltando i suoi nastri. Io ero già musicista, insegnavo già, quindi l'orecchio non mi mancava, mi sembrava di vedere quello che facevo, ma ci ho impiegato tanto per capire tutti i passaggi che faceva. Ed era difficile, aveva il suo tocco e lui era un muratore. Immaginatevi come poteva avere le dita, no? Certamente non da musicista, però faceva degli abbellimenti, delle cose incredibili, che hanno fatto storia, fanno storia. Lui è un caposcuola, insieme a Nicolino Cavizza, per quanto riguarda l'altro settore. Allora, mi sono dimenticato di dire una cosa. Prima di parlare, di sentire parlare in giro del giuganto a voga e di chitarra, guardate che nei nostri paesi si cantava lo stesso. Quali erano i canti più comuni, i canti popolari? Gli uomini andando a lavorare in campagna, o a lavorare in vigna, o anche i pastori, andavano o con l'asino, o col cavallo, o col carro, trainato con i buoi. Si cantavano a boca de carro, quelle che chiamavano a boca de carro, che poi molti studiosi dicono che è tutt'altro settore, quello dei cantones a boca de carro. Io che sono 40 anni che mi occupo di queste cose dico che su canto in re di ogni zona è venuto fuori da giuganto a boca de carro, chiaramente eseguito da persone che cantavano in maniera diversa, molto più brave a livello timbrico, e poi accompagnate con lo strumento, perché canta a boca de carro sono tutti a boca de carro e il rumore de carro e de oes, è chiaro. E adesso vi faccio ascoltare un esempio, non è logudorese, è gallurese del coro di Agius, però è una cantone a boca de carro. Ascoltatela bene, che sentite su voi su fuette, il su carro e tutto. È da lì che nascono, che vengono fuori poi le gare, da quei canti lì. E le donne, perché quando andavano a lavare i panni nei ruscelli, cantavano delle canzoni lo stesso, magari erano canzoni che ascoltavano dagli uomini, che poi riproducevano loro, ma comunemente si chiamavano cantones a boca di Rio. E da lì sono venuti anche i canti in re, che io chiamo il canto base. È il canto base di tutta la nostra tradizione. Tutti gli altri sono stati aggiunti, però il canto base, quello più popolare, era su canto a boca de carro, a boca di Rio, e poi chiamato canto in re. Guardate bene, canto in re non dall'accordo che si fa in re, perché il re che facciamo noi nella chitarra sarda in realtà è un la,
capito? Allora, cantu in re voleva dire cantamus arrea, cioè in piedi. Non si usa più questo termine, assai retta o arrea, a seconda del dialetto, no, e dell'espressione. Quindi poi l'abbiamo chiamato comunemente canto in re, dice per l'accordo della chitarra. Noi chi è che conosceva la teoria musicale? Nessuno. Anche chi suonava non sapeva neanche cosa stava facendo. Cercava di tirare in quelle 2 o 3 note e basta. Adesso vi faccio ascoltare, perché ho dei documenti da farvi ascoltare per vedere l'evoluzione che ha avuto il canto nell'arco di tutto il secolo, sino agli anni 70. Poi mi fermo io però, non vado avanti con gli anni 70 perché io reputo il modo di cantare dagli anni 70 in poi, con l'inserimento della fisarmonica in pianta stabile, un altro genere. Io lo divido in 2 parti, il nostro canto sardo, lo chiamo canto moderno, ed è quello che si fa dagli anni 70 sino ad oggi, che continua ad essere fatto, che ha ritmi diversi, espressività diverse, pur cantando ancora le canzoni di una volta, ma in maniera totalmente diversa. Io invece mi fermo agli anni 70 perché lì muore quel canto di una volta. Perché negli anni 60 sì, si faceva, ma si faceva nei piccoli paesi, nelle campagne, no, nei villaggi, ma già nelle città non si faceva più, perché con l'inserimento della fisarmonica, reso più spettacolare, quel tipo di canto più ritmico si seguiva più facilmente. Perché cantare a Santiga è più difficile, non è così semplice, e anche suonare a Santiga non è la stessa cosa. Ecco perché oggi purtroppo sono pochi i suonatori ad arpeggio. Siamo in 5 che ci conosciamo, ufficialmente, in 5. So che ce ne sono tanti altri in città, ma suonano a livello di circoli, in qualche serata, tanto per divertirsi. Ma persone che sono in grado di tenere le gare, siamo in 5. Sono pochi, perché se non c'è ricambio muore questo genere. Perché? Perché è difficile. Oggi che si avvicina la chitarra è portata a suonare col plettro perché sente quel tipo di canto oggi, non sente più il canto di una volta. Ecco perché io sto facendo queste conferenze, per cercare di stimolare non solo voi, ma anche i comitati che organizzano le feste, perché spesso i componenti dei comitati non lo conoscono loro stessi questo genere, quindi si affidano a dei manager, organizzano quella serata e lì finisce. No, invece dobbiamo fare un passo indietro e lì dobbiamo darci la mano un po' tutti. E io non ho niente contro il canto moderno sardo, è un arricchimento quello lì, perché il canto si trasforma col passare del tempo, però non dobbiamo dimenticare le nostre radici, il canto dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni. Io li ho conosciuti, li ho praticati, anche se all'inizio non mi piacevano come tutti i giovani, negli anni 70 io suonavo il rock, non era tirato dai canti sardi, no, eccetera, però a Bulzi non suonava più nessuno, non c'era più nessuno, cantavano tutti, maschi e femmine, e non c'era chi accompagnava. E mi hanno regalato una chitarra sarda e mi hanno obbligato a imparare. Proprio l'ho fatto per obbligo. Ma una volta che ho imparato ad arpeggiare, ad accompagnare quei canti, mi è entrato dentro, non è più uscito, perché quando accompagnava zio Francesco Cubetti nei nostri spuntini, no, così, ho detto, ma cosa c'hanno dentro queste persone? Molte volte mi veniva la pelle d'oca mentre li accompagnavo. Quindi è qualcosa, loro hanno l'anima, avevano l'anima, io lo chiamo il pathos famoso, no? Che non esiste più. Oggi ci sono ottime voci, bellissime voci che cantano, che hanno elasticità vocali superiori ai cantanti di una volta, però secondo me trasmettono poco, rimangono freddi. Allora invece con quelle melodie, basta, ormai abbiamo i documenti, basta ascoltarli. Ma come faceva questa gente? Ed erano naturalissime. I cantatori di una volta erano analfabeti la maggior parte, non avevano fatto scuole musicali, tutto quello che facevano era tutto dall'interno, dal cuore, era espressione naturale. Ma io ricordo al mio paese, a Bulzi, non cantava solo che era stonato, per natura, ma gli altri, ognuno aveva la sua melodia, eccetera. L'unico che aveva era zio Leonardo, che aveva quella potenza di voce, no? Zio Leonardo Cavizza, eccetera. Diversi come cantatori, ognuno era se stesso e portava avanti il proprio canto. Adesso, per tornare indietro, vi faccio ascoltare, non tutto, degli spezzoni vi faccio ascoltare, altrimenti allunghiamo troppo. Un canto a Boga de Garro.
poi iniziamo invece a fare l'analisi dei canti, delle prime incisioni, sino ad arrivare alle incisioni dei 4 grandi che io considero le colonne di Giuganto a Boghe de Chitarra della seconda generazione, che secondo me, ma è un mio modo di vedere, ognuno poi è libero, sappiamo, no, che nel pubblico, il pubblico è tifoso, quindi parteggia per uno o per l'altro, a me mi piace più culto, mi piace più satiro, eccetera. Io li analizzo non perché sono pulsesi cantadores, ma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della carriera che hanno svolto, dalle novità che hanno inserito nella gara e della durata. Sono persone che hanno cantato 50 anni, cioè chi è che canta 50 anni? Guardate che quel settore non era a cantare sempre in ambienti chiusi, cantavano spesso 2, 3, 4, 5, 6 serie di seguito, ma chi è che non perde la voce cantando? Senza amplificazione, senza nulla. Quindi immaginatevi. Allora, un secondo, ascoltate questo canto eseguito da uno dei componenti del coro di Agius, un canto a Boga de Garro. Registrazioni lui sta simulando che sul carro è andato in campagna. Il resto è ripetitivo, È un esempio. Oggi molte volte ascoltando queste registrazioni ci fanno quasi ridere, no? Però così si cantava, alla fine dell'Ottocento, prima che venissero fuori le gare, eccetera. In Gallura era di moda, in Gallura in particolare, perché Gavino Gabriel, il prossimo brano che ascolteremo, è proprio lui che canta, quindi sono incisioni degli anni 30, che lui si accompagna con la chitarra ed esegue una serenata che noi oggi chiamiamo Disisperada. L'origine della Disisperada non è una canzone di disperazione come ormai siamo abituati noi ad intendere, anche perché i versi usati dagli anni 70 in poi per eseguire questa Disisperada erano ottave drammatiche, ma in origine erano le serenate che si facevano sotto la finestra della donna matta, si facevano dappertutto, anche qua. I giovani il sabato, no? In genere, dopo una bevuta di qualche bicchiere, se uno era bravo e sapeva cantare, ci andava lui stesso a fare la serenata alla propria amata, altrimenti chiamava un ragazzino che sapeva cantare bene, gli dava 2 spiccioli, cantami un muto, cantami un re, cantami una serenata. Ecco. Poi dagli anni 70 in poi, immaginatevi, inizialmente erano sestine quelle che si cantavano, infatti rimaneva quasi con la chiusura un po' tronca, no? È stato Gio Francesco Cuvetto a chiuderla, ad aggiungere gli altri 2 versi, a fare l'ottava perché veniva completata, ma questo succedeva negli anni 60. Ascoltate questa serenata che in Gallura Gavino Gabriel chiamava canto di Gianna in gallurese, cioè canti della porta, no? Sotto la finestra della donna matta. Essa figura
fugge l'anima sciolta in un sospiro, l'ansia così bella creatura, il Maria lo so. Mi dispiace interrompere, ma altrimenti allunghiamo troppo. Ma avete sentito l'espressività del canto? Quella è una canzone d'amore che oggi noi chiamiamo Desiderata, no? Altro che Desiderata. Erano veramente dei canti stupendi e in Gallura si facevano regolarmente, altro che dopo il 1900, sono sempre fatti. E gli autori, il famoso Don Maini, io che ho studiato a Tempio, conosco la storia. Don Maini, un grandissimo prete, scriveva delle poesie d'amore bellissime e così via. Quando è che si inizia veramente a parlare di gara? Nel 1915, anche se io un po' non è che la contesto, però anche perché io ho documenti che si parla già di gare nel 1912-13 a Tempio per esempio. A Tempio, in occasione della festa più importante, se era la festa patronale era una gara, anche se non si chiamava ancora gara di canto. Ma chi c'era? Luigino Cossu, De Gortes, i grandi di quel periodo. Addirittura cantava un altro mio paesano, il padre di Leonardo Cavizza, che non era un cantatore famoso, però in zona lo chiamavano spesso e cantava anche lui. E questo è il 1913, ma so anche che Candida Mara era stata invitata a cantare a Padria nel 1912, in occasione della festa di Santa Giulia. E non è che andasse da sola a cantare, vuol dire che c'erano i componenti per fare... Non si chiamava gara ancora. Non vi ho detto una cosa. Perché nasce la gara d'esuganto a Boga de Chitarra? Si faceva già per abitudine, per consuetudine, la gara a poesia. C'erano i poeti, no? Quella si faceva tranquillamente. Addirittura io ho conosciuto che durante la serata si occupavano solo i poeti di un tema solo, no? Da sviluppare. Ma praticamente, sì, al 1800 nonno mi ha detto no, io ne vedo due o tre temi diversi, ha detto, e tra una pausa e l'altra del tema, quando i poeti si riposavano un po', in quel momento facevano salire sul palco qualche bravo cantatore e gli facevano eseguire qualche canto, anche senza chitarra, così. E insomma, fallo oggi, fallo domani. A un certo punto i cantatori si hanno detto, alla vaghiamo i turnoisi, ecco come nasce piano piano la gara. Dice, che cosa cantiamo? Attenti a quello che dico adesso, perché la gara non è sempre stata strutturata in questa maniera. Inizialmente la gara si svolgeva semplicemente cantando 2 o 3 tipi di canto, non di più. Canto in re, sapete quanti ne facevano di canto in re? Cantavano 4-5 ore, ne facevano 4, 5, 6 poesie diverse, perché la gara era quella, chi sapeva cantare meglio su canto in re. Quando sentirete parlare di Candida Mara ha fatto un sacco di gare con questi cantatori, Candida Mara cantava solo il canto in re quando saliva sul palco, non cantava gli altri canti, qualche volta qualche muto, ma non cantava i classici per esempio, perché o non li conosceva o non era abituato a farli. Cantava il suo canto in re, era insuperabile. Solo Maria Rosa Punzuludu si era adeguata, ma inizialmente durante la gara si faceva, almeno sino al 1915, si faceva il canto in re, canta Samoresa, i mutos e la Desisperata. Come sestina, non come ottava, come sestina, quindi rimaneva troncata, proprio tronca, anche nella chiusura. Mio nonno me l'ha cantata, mi ricordo, terminava in là, invece di fare la chiusura in re, no, in là, quindi rimaneva sospesa. E Gio Francesco Cubetti invece ha aggiunto altri 2 versi per dargli la chiusura. E da allora si è fatta sempre come si fa ancora oggi. Allora, proprio in quel periodo la gara era strutturata in questi termini: canto in re, nuoresa, e fra un po' vi farò l'analisi dei tipi di canti, da dove nascono questi canti, e mutos e Desisperata. Il Miellà piano piano è venuto, è stato inserito
il si bemolle l'ha inserito Antonio De Sole, ma Antonio De Sole ha iniziato a cantare nel 1918-19, io sto parlando di qualche anno prima ancora, quando i primi cantatori della prima generazione giravano i paesi della zona durante le feste per intrattenere la gente con queste gare. E in quel periodo veniva pagata solo una dei cantatori, in genere 2, 3 cantatori, raramente 4, 3 in genere erano nelle feste principali, e ricevevano subannu, lo chiamavano così. Che cos'era questo bannu? Cioè durante l'esibizione girava questo sacchetto, questo panno ricamato magari nel pubblico, c'era una giuria nel pubblico che poi decretava il vincitore, e raccoglievano le offerte, no? Quindi non c'era una cifra esatta, quello che raccoglievano. A fine gara chi ha vinto il tale, gli consegnavano questo sacchetto che era le offerte ricevute raccolte in piazza. Quindi a poi du subanno. Nel primo periodo del Novecento li vinceva sempre De Cortes. E insomma, a un certo punto ha iniziato a gelosirsi gli altri. Li invitavano, diceva dobbiamo fare la festa, venite a cantare. Dice chi c'è? Diceva, c'è Domenico Mele, Candida Mara e De Cortes. E quella no, per De Cortes non vanno, la gara era già vinta, così funzionava. Chi è che ha iniziato invece a distribuire in maniera equa, diciamo, il ricavato? È stato Antonio De Sole, Pedro Bocchetto e Luigi Noccusso. Si sono messi d'accordo a un certo punto, qui non è che deve vincere uno, ci facciamo la serata, andiamo tutti d'accordo, se uno non è in buona serata cioè si tende ad aiutarlo e non a metterlo in condizioni di non cantare, e poi dividiamo in parti uguali. Era allora che erano iniziati a dividere in parti uguali, però non si arricchivano, quelli della prima generazione era giusto il valore di 2-3 giornate di lavoro, non di più. E io ho delle interviste, degli aneddoti di Antonio De Sole, che non posso raccontarle tutte, ma alcune ve le racconto. Andava a cantare intorno agli anni 20, arrivava anche in questa zona, e allora c'era qualche corriera, il treno arrivava dove arrivava, scendeva nel punto più, non lo so dove capitava, e poi a piedi andavano al paese dove dovevano cantare. Qui abbiamo già il signor Mario che l'ha fatto anche lui, e poi lui non è della prima generazione, lui è venuto dopo. Addirittura Antonio De Sole a un certo punto si è comprato la bicicletta, faceva anche 80 km in bicicletta, in strada bianca, no, con le strade nostre. E poi dice, cosa facevate? Un'isfricadella. Dice, poi a cantare, Chimboras. Dove dormiva? Nella casa di uno del comitato. E com'erano le case? Una, massimo 2 stanze. In una stanza c'era il maiale, le galline. Dove dormiva lui? Più di una volta gli è successo di dormire nello stesso letto, oppure giaciglio, perché non tutti avevano i letti, nel giaciglio dove c'erano padre, madre, figli, e lui. Più di una volta. Cioè, dovete capire le situazioni di quell'epoca, condizioni sono quasi incomprensibili, però era così. Succedevano solo a lui, penso che succedevano anche agli altri, ai suoi compagni, eccetera, perché non si potevano muovere così facilmente. Quando è che iniziamo a sentir parlare di gara vera e propria? E questo lo diceva anche Mario Scanu, che era già più grandetto degli altri, anche Cicchedu Mannoni, eccetera. Bonanna non si prende questo merito. Io vi ho detto poco fa che ho dei documenti che affermano che delle gare si facevano già a Tempio, ma anche a Sassari prima del 1915. Ma a Bonanno c'è una targa che testimonia la prima gara in assoluto riconosciuta, modualmente ufficiale, riconosciuta nel 1915, il 20 gennaio, in piazza San Giorgio lì. Qui si è svolta la prima gara di canto a chitarra. C'erano 2 locali, 2 di Bonannaro, che accompagnavano, erano 4 che cantavano, Candida Mara e Paolo Erio. E suonava un certo Garrasciale, un chitarrista, un ciabattino sassarese, ma abbastanza conosciuto in quell'epoca. E lì iniziano le gare, subito dopo l'hanno fatta a Mores, poi si sparge la voce, no? E i vari paesi iniziano a organizzarsi queste gare. E lì iniziano le prime competizioni. E quindi bisognava
fare un discorso un po' diverso. Lì il canto migliora senz'altro. Vengono fuori le prime incisioni alla fine degli anni 20. Il primo ad incidere è stato Giovanni Cuccuru. Subito dopo, all'inizio degli anni 30, hanno inciso il famoso trio, no? De Sole, Porquedu e Luigino Cossu, ma hanno inciso anche contemporaneamente Gavino De Lunas con Maria Rosa Puzzurudu, e ascolteremo qualcosa adesso. E la fama, la notorietà di questi cantatori l'hanno avuta dalle prime incisioni, ma non è che la gente comune nelle case avesse gli impianti per ascoltare, no, in genere con le famiglie più benestanti avevano un grammofono, no? In casa, qualcosa, e molte volte permettevano di ascoltare questi 78 giri famosi con le registrazioni di questi cantadores. Ascoltate bene la velocità del canto o la lentezza, l'accompagnamento, perché si capisce, sono abbastanza, li ho digitalizzate, quindi pulite un po', si capisce bene, e iniziamo a fare il confronto poi con i canti più vicini a noi che ascolteremo dopo. Adesso ascoltiamo un brano di Maria Rosa Puzzurudu e De Lunas. Allora. Nicolino Cavizza d'arpeggio, come suonava all'inizio, sentite? Bravissimo, Questa è una delle prime incisioni, in 78 giri. È veloce questo tipo di canto, è molto espressivo. L'accompagnamento è molto delicato, accompagna chi canta. E avete sentito la delicatezza, no, dell'arpeggio di Nicolino Cavizza? Era molto bravo. Adesso vi dico, altrimenti dopo me lo dimentico. Sapete perché ha creato poi l'accompagnamento a pinna? Perché questo era Pottiche, no? Come lo chiamavano un tempo. Io ho un'intervista di Nicolino Cavizza. Voi chi l'ha conosciuto? Anch'io l'ho conosciuto negli ultimi anni che ancora suonava sul palco, tutte le volte che veniva a Bulzi, e lui era un istrione, no? Un attore, era sul palco, inventava, raccontava barzellette, cioè diventava più importante lui che i cantautores che c'erano attorno, no? Perché aveva anche una personalità abbastanza forte. A un certo momento uno speaker della Radio Cagliari, sono interviste degli anni 50, fine anni 50, le dice: ma nelle prime incisioni lei accompagna ad arpeggio, perché adesso suona col plettro? Lui fa una risata, perché io soprai l'alzo, ha detto. Le unghie, sa quante volte me le tagliavo con i martelli eccetera. Se dovevo arpeggiare non potevo andare a fare la gara quando mi invitavano, quindi con le unghie facevo 4 gare al mese, 4. A pinna ne ho vinti,
capito, no? E quindi lui ha creato, ha perfezionato quello stile a penna. Inizialmente si faceva lui un pennino di osso, poi sono venuti fuori i plettri, no? Eccetera. Addirittura lui era, io lo conosco, tutte le volte che sento l'incisione di Nicolino lo conosco dal tocco, anche quando suona a pennino, perché ha mantenuto sempre quel tocco velocissimo, no? Che aveva anche con l'arpeggio, l'ha sempre mantenuto, però ha inventato, chiaramente accompagnando con un altro stile, cambia il genere, cambia tutto, ed è un caposcuola anche per quanto riguarda l'accompagnamento a plettro. Entriamo negli anni 30. Negli anni 30 siamo in pieno periodo fascista e voi sapete che nel 1934, chi non lo sa glielo ricordo, è stato emanato un decreto che ha vietato l'organizzazione delle feste. Non solo, è stata introdotta la tassa famosa della SIAE, no? Che ha bloccato, molti dei paesi più piccoli li ha bloccati, perché pagare una tassa, già la parola tassa, per organizzare una festa, cioè non ne organizzavano neanche. Non solo, negli anni 30 per organizzare una festa patronale bisognava chiedere il permesso al podestà, che poteva dire sì o no. E la maggior parte delle volte era no, perché c'era anche la spinta della Chiesa, che aveva interesse per annullare le feste civili, perché aveva capito che durante le gare di poesia spesso i temi erano contro la Chiesa, contro il paese, e quindi tentavano di bloccarle, almeno per legge, no? Quindi erano d'accordo per quanto riguarda. Quindi ha avuto una grossa frenata l'evoluzione delle gare negli anni 30. Però Antonio Tesoro diceva noi giravamo, dove ci chiamavano andavamo, lasciavamo il lavoro. Ma mi ha detto una cosa sui cantadores. Che persone erano questi famosi cantadores di quell'epoca? Erano persone umili, persone semplicissime, umilissime. Chi faceva il contadino, chi il fabbro, chi era l'artigiano, chi vendeva Luigino Cosso, commerciava bestiame, ma in genere erano quasi tutti analfabeti. Un piccolo aneddoto di Luigino Cosso, adesso me lo sono ricordato, mentre vi parlo mi girano tante cose, mi raccontava zio Francesco Covedo, il primo periodo che ci incontravamo a Badesi in quelle zone lì, perché andavano a cantare anche ai matrimoni, li chiamavano, no? Per intrattenere la gente anche nei matrimoni. A un certo punto, ogni volta che andavamo via, zio Luigino Cosso mi diceva: salutami Salvatore Mureu di Bulzi e un altro, e una, e due, tre, ogni volta che si vedevano, ricordati, salutami queste due persone. Alla fine dice, gli ho detto: ma perché questi saluti sempre a queste due persone? Avanti la dico, perché parlava in gallurese, no? Zio Luigino dice: avanti la dico. Mureu e Sardu, l'altro, lavoravano quando stavano facendo la strada che da Agius andava a Trinità d'Agultu, erano dei piccapietre, no? Preparavano la ghiaia, diciamo, no? Le pietre per la strada, e andavano, e la notte si fermavano a Trinità d'Agultu, perché zio Luigino era di Trinità, e abitavano da lui, capito? Dormivano lì, e quindi figurati cosa faceva, mica c'era il televisore, no? O chiacchieravano o strimpellavano qualcosa. Ma non erano cantadores questi due di Bulzi, però sapevano cantare. Dice: mi avanti la dico, chi mi ha imparato a cantare in Logodoresu sono stati loro due, questi due di Bulzi, e li ringrazio sempre, ha detto, perché i cantadores galluresi cantavano anche il canto del re sempre in gallurese. Cicche Giovannone l'ha imparato, ma il suo accento è rimasto sempre, capito? Il suo accento gallurese. Questo è un piccolo aneddoto. Allora, negli anni 30 le gare diminuiscono, per il motivo per cui vi ho detto, e quelli che cantavano per la maggiore erano il trio famoso, perché grazie alle incisioni hanno avuto un successo enorme: Luigino Cosso, Pedro Bocchetto di Porto Torres e di Antonio De Sole. Antonio De Sole è considerato uno dei più grandi in assoluto. Per me è importante perché ha inserito nella gara il Si bemolle, un canto molto difficile, e Sabiaghese antica. Si faceva prima, li hanno inserite man mano che la gara si è allargata per quanto riguarda il numero dei brani da eseguire, e li hanno tenuti questi canti con piccole variazioni sino agli anni 40. Si avvicinano gli anni 40 ed è un periodo triste, chi parte in guerra, no? Non tutti sono andati in guerra, devo dire la verità. Antonio De Sole non è mai partito, per esempio.
E a un certo punto, negli anni 20 nascono i miei compaesani. Nel 24 nasce Leonardo Cavizza e Francesco Covedo, che erano ragazzini in quel periodo, nel trentennio famoso fascista, erano ragazzini. E mi ha raccontato già Francesco: ma come avete fatto voi a imparare questi canti tradizionali? Sozzillirsi, la scuola era quella, c'erano le scuole di musica, Sozzillirsi, il sabato e la domenica si cantava dappertutto. E i ragazzi, quelli che potevano entrare dopo i 13 anni, 14 anni, prima no, seguivano, ascoltavano gli anziani più grandi. Mio nonno si vantava, lo racconto sempre, dice: lo Zuboia l'ha già imparato a cantare, tutta la mia hanno imparato, Francesco e Renaldo, cioè zio Francesco. Può essere anche vero, perché i ragazzini ascoltavano i più grandi, ma Antonio De Giorgi a Bursi scendeva tutti i sabati, perché cantavano in piazza giocando a ballo, lo faceva insieme a mio nonno, si alternavano, no? Capito? E quindi era conosciutissimo, era familiare, di famiglia. E Covedo ha iniziato a cantare imitando completamente le voci di Antonio De Giorgi. Addirittura per un periodo pensavano fosse il figlio, invece no, lo imitava perfettamente, quando voleva. Però zio Francesco ha creato le sue voci anche, aveva il suo modo di cantare, e quando voleva imitare i cantadores di una volta era in grado di farlo. Zio Leonardo ha imparato, io ho notato che per tutta la sua evoluzione, 50 anni, è una carriera di 50 anni ad altissimi livelli, non è che ha creato nuove sonorità lui è stato molto ripetitivo, no? Cioè, come cantava da giovane ha continuato a cantare sin da vecchio, diciamo. Ha cambiato solamente dei versi, perché a un certo punto si ricreava anche lui i versi, no? di molti brani, eccetera. Però dal punto di vista tecnico in Covedo c'è l'evoluzione del canto, in Cavizza c'è una crescita di esperienza, però come cantava all'inizio un po' cantava alla fine, questo lo devo riconoscere, sì. E questi ragazzi, diciamo, Covedo e Leonardo, che in quel periodo erano quindicenni, sedicenni, no? Covedo molto timido, lo è rimasto tutta la vita, era introverso come carattere. Zio Leonardo no, piano piano si è aperto, era molto più intraprendente a un certo punto, ed aveva un carattere che lo portava a primeggiare in quel senso lì. Zio Francesco invece era molto più timido, quindi ci ha avuto ogni tanto dei cali, eccetera, era perché non riusciva a vendere bene la sua grande capacità, cioè era molto diplomatico. Io non vorrei entrare in polemica, ma polemiche ce ne sono state abbastanza in quel periodo, e il signor Mario lo sa, perché finita la guerra inizia il grande periodo, e quello secondo me il più bel periodo del Suganto a Chiterra, dagli anni 50 sino a metà degli anni 60, una quindicina d'anni. Io ho le registrazioni di quel periodo, ne ho varie registrazioni, ma gare bellissime, uno più bravo dell'altro, uno diverso dall'altro, poi accompagnati da Adolfo Merella nella maggior parte delle gare che io, era una cosa incredibile, bellissima. Adesso vi faccio ascoltare qualche canto prima dei nostri, però sempre delle prime incisioni di De Sole, Porqueddu, del trio famoso. Uno ne ascoltiamo, Ignazio Secchi, chitarrista, arpeggio, sempre. Lo conoscete? Antonio De Giorgi. Luigino Cossi. Sentite come calmo il canto, non l'ho rallentato io, cantavano così. Pedro con Pedro.
Ascoltiamo solo qualche breve traccia. Questi tre andavano d'accordissimo tra di loro, addirittura erano proprio compari, proprio andavano perfettamente d'accordo. Hanno fatto la maggior parte delle gare degli anni 30 sino agli anni 40. Loro spadroneggiavano dappertutto, accompagnati nella maggior parte delle volte da Ignazio Secchi e poi anche dopo gli anni 40 anche da Adolfo Medella. Ma sino agli anni 40 Ignazio Secchi li accompagnava in genere in quasi tutte le gare. Avete sentito che tipo di canto si faceva? Molto espressivo, molto calmo, la chitarra semplicissima, accordi con qualche piccolo abbellimento, non dominava mai, la chitarra era sempre in sottofondo. Perché qual era la consuetudine? Suo chitarrista doveva accompagnare su canto. Era diverso, Io stesso, adesso vi racconto velocemente un aneddoto della prima gara che ho fatto io a Burzi, accompagnando in una festa Giovannino Casu e Zio Francesco Covetto. Io Zio Francesco lo conoscevo perché suonavo con lui, non avevo mai accompagnato a Giovannino, e Giovannino è paesano, è il nipote di Cavizza, è più giovane, ma non lo conoscevo dal punto di vista caratteriale. Ormai l'ha conosciuto bene da Giovannino, sanguigno di carattere, non la mandava a dire quando gli capitava qualcosa. Sul palco io ero emozionato, sa, la prima gara, no? Mi ballava la gamba, in piedi non avevo mai suonato, quindi mi viene il crampo alla gamba, inizio a ballare, Zio Francesco mi blocca la gamba e continuava a suonare. A un certo punto inizia a cantare Giovannino e mi è sembrato di capire la modulazione. Oh, questo canta quasi come Zio Francesco, ho detto, no? Le modulazioni, e quindi mi sono permesso di anticipare una nota, una volta l'ho fatta. Alla prima pausa mi ha detto: non lo vede più in me? E ho detto: cosa ho fatto? Un mandeo giocando, non mi dà denaro tu per andare. È stata una lezione stupenda. Lì mi ha dimostrato che valore aveva il chitarrista, l'accompagnamento. Non deve prevaricare, non deve anticipare il suo cantatore, anche se quando si è affiatati succede. Però la regola, sono regole non scritte, però erano regole. Il chitarrista doveva accompagnare l'evoluzione del suo cantatore, perché lui sul momento poteva decidere di cambiare, di modulare in maniera diversa. Tu dovevi essere pronto per seguirlo e basta. L'abilità del chitarrista stava lì. Allora, finisce la guerra, primo dopoguerra, adesso accelero un pochettino perché poi qualcuno ho sentito che poi cantiamo qualcosa, appena finisco di parlare iniziamo a cantare. Allora, a un certo punto finisce la guerra e nel 45-46 Zio Francesco Covetto, parlo di loro in particolare perché ho molte più notizie su di loro, e Leonardo Cavizza iniziano a salire sul palco. Avevano una ventina d'anni. Zio Francesco Covetto faceva il contadino, il zappadore, eccetera. Zio Leonardo faceva il pastore, il pastorello, tutti e due analfabeti, non è che andassero a studiare chissà dove. Tutto quello che riuscivano a cantare perché lo avevano imparato dai grandi, dagli anziani, o seguendo la scuola di De Soli o di qualcun altro, insomma, per abitudine. La prima prova l'hanno fatta a Perfugas. Dopo quell'esecuzione Zio Ligino Cossu aveva detto: caspita, questi sanno cantare, questi bisogna lanciarli. E se lo dicevano loro che erano i grandi, e li hanno aiutati, li hanno inseriti subito. Infatti Zio Francesco Covetto mi ha detto: dopo quella gara lì mi chiamano subito alla festa di Nulfi, dopo un mese. Mi danno 3.000 lire. E chi li aveva mai visti quei soldi? 3.000 lire, allora erano tanti. Dopo 2 o 3 mesi lo chiamano a Usilo 5.000 lire. E ha iniziato quel periodo, ho voluto che andare a zappare, lì ha iniziato a capire che se esistevano potevano creare qualcosa di positivo, e infatti partecipa nel 47 a quel concorso famoso che si faceva a Sassari, nell'agosto sassarese, no? Si faceva già dagli anni 20, partecipa come giovane cantatore e vince. Guardate che era un concorso di canto per strumentisti, per chitarristi e per cantatori, che durava tutto il mese a eliminatorie. La finale era il 30 agosto ed era arrivato in finale lui, Antonio De Sole, Pocheddu, insomma i grandi, allora erano già grandi, quelli lì avevano già vinto tante volte quei concorsi, no? E lì vince Covetto. Beh, immaginatevi voi la notorietà, parte in quarta, e lì inizia la vera carriera di Zio Francesco,
che ha fatto per almeno una ventina d'anni di seguito a livelli altissimi, altissimi. Poi ha avuto un calo di voce in un periodo, ma si è ripreso subito, beghe personali con le famose cooperative, i gruppi di cantatori che si sono creati, insomma, nasce la famosa gelosia, no? Solita che esiste ancora oggi nella musica, in tutte le forme artistiche, e secondo me esisterà sempre, però ha rovinato il clima di quel periodo, quel bel clima di quel periodo, perché lì i vari comitati dagli anni 50 a metà degli anni 60 hanno iniziato ad aumentare il budget delle prestazioni pur di accaparrarsi i cantadores, capito? Quindi aumentavano in poco tempo. Guardate che quando suonavo io suonato pochi anni, dal 79 all'84, 85, poi insegnavo, giocavo a calcio, quindi il sabato e la domenica giocavo in quarta serie, quindi andavamo fuori, mi invitavano per suonare Zio Francesco, mi portava lui come chitarrista, Zio Francesco, io ho dell'impegno, posso venire? Ma non si può andare sempre di noi, no, non ti chiamano più, se no lui... Zio Francesco, io non voglio fare il professionista, ho detto come chitarrista, io ho già la mia professione, voi vi capisco, ma... E allora, no, ho smesso, ma ho smesso anche perché in molte feste, all'inizio degli anni 80 mi invitavano, poi mi dicevano c'è anche il fisarmonicista, no, dicevo io suono l'arpeggio, non faccio quelle... non posso suonare col fisarmonicista. Non posso, ho detto, io devo sentire solo chi canta e basta, ma non per una questione di poco rispetto per lo strumento, no, è un'altra cosa, non c'entra nulla. Io ho preferito smettere, ho smesso per quel motivo, l'ho coltivato per conto mio, con gli amici, così, però cioè, ufficialmente no, perché negli anni 80 ormai era di moda chitarra e fisarmonica ed è continuato così, e il canto ad arpeggio piano piano è morto, è proprio morto, sono rimasti pochissimi chitarristi, eccetera. Allora, chi erano i grandi chitarristi del secondo periodo, diciamo, dagli anni 30 agli anni 50? Chiaramente i fratelli Secchi, poi piano piano diventano anche loro anziani, lasciano. Marella, viene fuori Marella dagli anni 30 è venuto fuori. Marella ha reso l'accompagnamento di Ignazio Secchi, l'ha perfezionato, l'ha reso stupendo, ha creato degli abbellimenti per tutti i tipi di canto e hanno inserito nella gara che si faceva negli anni 50 nuove sonorità, nuovi tipi di canto, e velocemente adesso ve li presento. Guardate che la gara Santiga è rimasta sempre tale quale sino agli anni 50. Poi ha iniziato Ciccheddu Vannoni, che ha inserito la filognana, il canto delle filatrici di lana tempiesi, delle donne, l'ha arrangiato, l'ha armonizzato Marella e l'ha fatto incidere a Zio Francesco Covelli. Negli anni 50 inseriscono la filognana, inseriscono la corsicana. Sapete com'è andata la corsicana? Allora, si trovavano alla Maddalena, Ciccheddu Vannoni con Zio Francesco, in una pausa così, nell'albergo, nella casa dove erano, hanno ascoltato un disco di un tenore, un certo Rossi. A un certo punto Ciccheddu Vannoni, che era anche lui, la fantasia non gli mancava, dice l'avemmo, e hanno inventato la corsicana. Marella l'ha accompagnata a modo suo ed è nata così, ma fece scandalo, quando è uscita la corsicana, quando l'ha incisa Zio Francesco, è stato uno scandalo, lo prendevano proprio, dice ma che tipo di canto è questo? Questo non fa parte della nostra cultura, eccetera. Dopo 2, 3, 4 mesi la cantavano tutti e la facevano tutti i cantadores, per dire, no? Addirittura sono state aggiunte variazioni, eccetera. Che cosa ha aggiunto anche Zio Francesco? Ma non perché l'ha fatto lui, ha aggiunto il fa diesis, cioè l'ha inciso il fa diesis che è analizzato tecnicamente, viene fuori dal si bemolle, è una modulazione del si bemolle fatto in un'altra tonalità, in tonalità maggiore, diventa un canto più allegro, il si bemolle è un po' più triste come esecuzione. E l'ha creato Valentino Fois, un cantante sassarese, Usai, bravo che mi ha corretto, Valentino Usai di Sassari, sì, e Marella lo accompagnava. A un certo punto lo proponevano a vari cantatori, ma nessuno accontentava chi ha creato questo canto. L'hanno proposto a Zio Francesco Covelli, l'hanno preso subito, infatti andavano a Vulsi per provarlo e sin quando non l'hanno inciso. Quindi il fa diesis, che oggi si fa quasi raramente nella gara, è uno dei canti nella gara tradizionale sarda più difficili, perché andava cantato dopo 3 ore di canto
ed è tutto a cutti, tocca le note più alte, prima della disisperata. Infatti Zio Francesco ha detto, ma la cantavano a tutti. Sino Pindaia di Gue, dice, non erano tutti in grado di eseguirlo. Allora, la stessa struttura della gara, desuganta Boga de Chitarra, tra gli anni 50 e a metà degli anni 60 si è arricchita di tutti questi canti. Quindi la gara era completa, molto bella da seguire. E chiaramente i cantadores non erano solo quelli di cui sto parlando io, ce n'erano decine di cantadores, ma io non posso parlarvi di tutti i cantadores, altrimenti non ci basta una settimana. Allora io vi dico che personalmente, per come reputo io l'evoluzione del canto, la personalità dei cantadores, il modo di cantare, le novità che hanno inserito nella gara e la durata, anche i premi che hanno, i riconoscimenti vari che hanno ricevuto nell'arco della carriera, per me sono 4 le colonne fondamentali del Suganta Chitarra. Non sono i primi cantadores, perché loro cantavano in maniera molto semplice, dico io quasi campagnola, no? È come si cantava una volta naturalmente, però lo stesso Antonio De Sole, Vedro Bocchedo, non potevano cantare in gallurese. Zio Francesco diceva, se la sentite cantare in gallurese, fa canriere. Loro erano bravi in quei 2 o 3 specialità di canti e basta. Invece i cantadores del periodo di questi 15 anni erano bravi quasi su tutti i generi della gara del canto sacro. Per me le 4 colonne più importanti del Suganta Chitarra sono Zio Francesco Cubeddu, Leonardo Cavizza, Mario Scanu e Cicchedu Mannoni, uno diverso dall'altro. Qualcuno può dire anche altri nomi, per me sono questi perché li ho analizzati in maniera particolare. Perché Zio Francesco Cubeddu? Per il tipo di canto, per la limpidezza delle modulazioni, tempismo nel cantare, rispetto anche per il chitarrista, eccetera, e per le novità che ha inserito, oltre che imitare perfettamente De Sole, ha dato delle voci sue importantissime. Zio Leonardo perché con quella voce che l'ha sorretto per 50 anni quasi quasi era insuperabile per quanto riguarda il volume eccetera, ma nel canto sardo non importa tanto il volume quanto l'espressione, l'espressività. Cicchedu Mannoni non aveva una bellissima voce come la intendiamo noi, aveva una voce particolare, però era un grande innovatore, era più grande di loro, però era un grande innovatore. Lui appena trovava qualche novità la metteva fuori. E poi perché? Una volta che ha avuto la Pergola, il suo locale a Sassari, la Pergola era un locale dove si mangiava la sassarese, diciamo, no? Ed è diventata il centro di raccolta di tutti i cantadores della zona. Addirittura lui, i vari comitati chiamavano Cicchedu Mannoni, diceva oh, mandami 3 cantadores per questa, e lui li mandava in giro, cioè ci andate voi, però era una persona molto delicata da quel punto di vista, cioè mandava un po' tutti, non è che, certo, andava molto più d'accordo con alcuni, lo sappiamo, però cercava di accontentare un po' tutti. Un grande però boss, come intendiamo noi, per quanto riguarda le gare, lo era Nicolino Cavizza. Nicolino Cavizza veramente mandava chi voleva lui. Addirittura ha obbligato Aldo, il figlio, ad andare a suonare una delle sue prime gare, il giorno prima della gara. Gli ha detto, mica di andare a suonare in questo paese. Aldo non suonava neanche, non gli piaceva. Sì, sapeva trimpallare, ma infatti fu un fiasco la serie. Infatti ha detto, non vi torno più su. Ha detto, non ci suono più. Tu e banda, gli ha detto. Chi su frangualzi il duro. Su, fa che sopra là, su. È il duro. E quindi ha inserito il figlio e poi ha fatto quella carriera che ha fatto, eccetera, no? Per dire. Allora, aneddoti, me ne vengono tantissimi, ma il tempo devo stringere, sinceramente. Adesso vediamo come si evolve il canto. Iniziamo ad ascoltare. Il quarto è Mario Scanu. Scusate, uno dei più grandi. Allora, Mario Scanu, lui l'ho conosciuto. Allora, Mario Scanu di Luras, nonno mi diceva, non ha mai lavorato. Come no? No, l'ho detto. E lui faceva il cantante di professione, le canto, lui ha detto un divertimento, un travaglio. Per nonno il lavoro era piegato a zappare, altre cose, capito? E lo stesso diceva di Zio Leonardo, non ha mai lavorato. Dice, no, è la loro professione, fare il cantante, ma in quel periodo per i nostri anziani non esisteva quella professione, perché il canto era solo un puro divertimento.
Mario Scano lo stesso inizialmente riproduceva alcune voci di De Cortes e poi è vissuto tanto tempo in casa di Luigino Cossu e lì ha preso la tecnica anche di Luigino Cossu. È stato zio Luigino a inseguirlo poi, no, un po' dappertutto. Che cosa aveva di bello Mario Scano? Non aveva molta continuità, perché io ho assistito a gare a Bursi in particolare quando ero ragazzino al mio paese, che è rimasto seduto tutta la gara perché era giù di voce. Lui era fragile per quanto riguarda, soffriva di raucedine, magari non era in grado di fare 2 o 3 gare di seguito perché perdeva la voce, quindi aveva bisogno di tempo per recuperare. Ma aveva una melodia che solo lui aveva questi millesimi, e infatti in chiusura vi farò ascoltare Tutti i Lumari cantato da lui, che è una cosa, è proprio per me è il massimo della disisperata gallurese, ma come espressività. Mario Scano aveva dei difetti, come tutti d'altra parte, non c'erano persone perfette. Capitava che ogni tanto io ho delle registrazioni dove si sentono quasi delle stonature, specialmente quando cantava i classici, e ne ho una dove che lo rimprovera sul palco perché dimenticava i versi e però li arrangiava con la melodia, no? E che lui diceva: ma io non rispondi, diceva, e cosa rispondi? Ma che cantato hai? E diceva gnà 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 gnà, dice no, invece lo hai cantato, no? Anzi, le parole bisogna dire. No, è stato per me una colonna, perché quando era in forma non ce n'era quasi per nessuno, Mario Scano con le sue modulazioni è una cosa indescrivibile. Purtroppo aveva questa caratteristica, questa debolezza, lui la diceva perché aveva subito un problema a casa, infatti lo chiamavano Mario Riballa, no? Lo chiamavano anche per quel motivo, come soprannome, e dice: io soffro di raucedine dopo quel problema lì. Secondo me no, è un problema naturale che Leonardo Cavizza magari non aveva, zio Francesco Ubedi non aveva, ma altri tipi di voce subiscono. C'era gente che poteva cantare 3-4 giorni di seguito, altri hanno bisogno di più riposo. Ecco, era solamente questo fatto qua. Allora, adesso ascoltiamo i cantadores che iniziano ad avere grande successo negli anni 50. Ascoltiamo zio Leonardo Cavizza. Seconda colonna, Merella l'arpeggio, sentite un po'. Vai, no.
quarta colonna, Marella Filognana, Cicchetto Mannone. Sentite l'accompagnamento di base. Quarta colonna, Mario Scano. Giovanni Scano, il fratello, che accompagna l'arpeggio. Solo delle schegge. Avete capito perché per me sono i quattro più importanti? Questi sono veramente cose, ma gli altri non sono molto distanti da loro, sono quasi vicini a loro. Immaginatevi Virdis, aiutatemi anche voi perché li conoscete. Pintus di Casalsardo, vi ho accompagnato tante volte. E qui ci avviciniamo al signor Mario Manno. Velocemente due parole, non racconto la vita, intanto la conoscete tutti. Allora nasce a Cossuini, ma già la famiglia si trasferisce a Padru, piccolini, a casa sua cantavano quasi tutti, suo padre, i fratelli, lui. Poi mi racconta perché il padre, quando è venuto zio Francesco, che l'ha sentito le prime volte, zio Leonardo Cavizza, l'ha sentito cantare le prime volte, lei era giovanissimo, è andato a casa sua a Padru e gli ha detto: ma posso prendere il suo figlio per avviarlo? Cosa ha detto suo padre? Lo dico, figlio il bettolino. Allora, l'ho voluto sentire da lui, io lo sapevo già, Allora, l'ho voluto sentire da lui perché in quel periodo, ma già dall'inizio del secolo, sino a quel periodo lì, i cantadores erano degli idoli quando erano sul palco. Quando scendevano dal palco erano considerati fannulloni, maiconi, no, donnaioli, donne dappertutto. Vero, no, e non aggiungo altro poi, no, perché allora, signor Mario Manno inizia la sua carriera. La prima volta che ha dato due voci era a Tempio, no? Invitato proprio da Mario Scano. Le prime voci che ho fatto ho portato Mastralolfo a Ossi. A Ossi? Che avevamo il forno del pane. Nella sua biografia però so che alcune voci le ha datte da giovane anche a Tempio ad una festa. A Tempio Mario Scano e l'aveva invitato a dare due voci, poi era andata a Ossi e ha fatto una gara con Cicchetto Mannoni e con Pugedo, ecco. Poi vince il concorso, alle poste e va a Monza e Milano. Cantava sempre. Io so anche che lei ascoltava alle 3 il Gazzettino Sardo, no? Radio Sardegna in quel periodo. Quando alle 3 piangevano. Si commuoveva, tutte le volte che sentiva su quanta chitarra. Lei ha detto al direttore provinciale che era in Tula, comando al canale: dottore, se non mi trasferisco in Sardegna mi licenzio. A dove vai?
tuo padre non ti vuole a casa. Io ho detto, guarda, io le scrivo una lettera e mi sono licenziato. Arrivo in Sardegna, vado a Barumini, la mia cognata è un carabiniere. Ma massaggio, mio suocero, era lo stesso, quando viene a sapere il mio suocero, poi qui c'è, non fa niente, è per morire. 8 giorni arriva un telegramma alla direzione provinciale di Cagliari, ci prega di riassumere l'ex conduttore reggente Manno Francesco Maria, me. E mi vanno a Buggero. A Buggero. Bello luogo. Fuori le sandigna e tutto. Quando vi in Buggero una telefonata, no, una cartolina. A Santa Giusta. Caro Mario Manno, sono un lunga vita. Sì. Ti invito a cantare alla peschiera di Oristano. Ti faccio accompagnare da uno e parto. E mi primo in piazza Roma a Oristano. Passa a Sargento. Ma che schifo, dammi vari Teresa, dammi vari Baldini, che sono io? Ma andiamo un po' Baldini. Vicino al microfono, Mario. Scusi, ma cosa fa? Ho detto, sono venuto per cantare, a cantare. Ma qui non devo cantare lì, devo andare a Santa Giusta. Torno a Santa Giusta, mi dice, in una strada, passa a Sardegna, questo è Baldini. Poi arrivi su secco scorridore, Garau, scusa, ma tu devi cantare con te qui? Sì, io che sono il presidente. E da lì è partita la carriera. Sì, è vero, l'ho voluto far raccontare a lui, da lì parte la sua carriera, nel 72-73 poi partecipa al concorso Auzieri, vince Lusignolo e Auzieri, vince anche su Canta Sottieresa in quella... Io ho fatto 4 Coppa Luziere. Certo, e chiaramente, ma in quel periodo la notorietà ai cantatori se la davano anche vincendo un concorso del genere e poi iniziava una vera carriera, venivano invitati a cantare un po' in tutte le piazze, no? Certo, e adesso... E poi ha fatto una bella carriera e ciò che lo ha contraddistinto è stato sempre una grande signorilità. Sul palco si notava, fra tutti, una grande signorilità, una persona di grande rispetto, ma di questo me l'ha riconosciuto anche zio Francesco Govedu e zio Leonardo in maniera particolare, perché zio Leonardo l'ha aiutato parecchio, gli ha dato tantissimi consigli, no? All'inizio della carriera, eccetera. Ma ciò che l'ha contraddistinto è stato la sua posizione caratteristica nel modo di cantare, che colpiva subito a primo impatto, la sua voce bella cristallina, che lei aveva un'estensione stupenda, faceva degli acuti sostenuti, e infatti molti dicevano: ma cosa c'ha al posto dei polmoni? Una capacità enorme, ma quasi tutti i cantadores da palco hanno queste caratteristiche, questa grande capacità, no? Secondo me nel sapere inconsciamente usare il diaframma, capito? Il diaframma, che gli dava molta potenza e tenuta nella voce. E lasciare questo. Vabbè. Non parliamo di quelle cose lì. Allora, siccome il tempo è quello che è, avrei tantissime altre cose da dire, però chiudiamo e continuiamo la serata dal vivo, diciamo. Facciamo ascoltare un'esecuzione, non tutta, di una registrazione di Signor Manno. E non c'è scritto che l'accompagna, ma dal tocco mi sembra Michele Senes di Bonorva. Allora, Michele, sì.
scuola de giocando a Boghe de chitarra, anche se la sua carriera è stata fatta complessivamente negli anni 70, possiamo dire, la maggior parte, capito? Quando quel modo di cantare stava già andando un pochettino in disuso, perché stava prendendo piede il canto moderno con la fisarmonica. Non è che mi sono dimenticato, adesso prima di chiuderemo con la Desisperata di Tu di Lumare di Mario Scano, che io reputo una delle espressioni più belle del giocante a chitarra, una Desisperata di Luigino Cosso, capito? Vi dico, l'ha incisa per la prima volta Giovanni Cuccuru, senza avvertire zio Luigino, ed è stato tutta la vita, e qua ce l'aveva tutta la vita, non gliel'ha mai perdonata, va bene. Allora, volevo dire, signor Mario ha partecipato in quella fase della scomparsa, devo dire, di un certo modo di cantare, e lui però l'ha acquisito e l'ha mantenuto. Chiaramente poi nelle gare si è adattato all'accompagnamento con la fisarmonica e con la chitarra, ma era un'altra cosa, si adattavano loro, mentre prima era il chitarrista che si doveva adattare al canto. Vedete come sono sottigliezze che capisce chi entra dentro queste cose, altrimenti per la gente comune sembra una cosa normale. No, sono due cose completamente diverse. Ecco perché io mi fermo agli anni 70, perché lì muore, tra virgolette, quel modo di cantare di una volta, reso moderno dai Cubeddu, dai Leonardo Cavizza, dai grandi cantatori di quell'epoca, ma con le caratteristiche dei primi cantatori. L'inserimento della fisarmonica è stata una novità di Nicolino Cavizza all'inizio degli anni 60, perché aveva visto che alle gare i parti giovani già se ne stavano andando, con l'arrivo della televisione il canto sardo ormai era considerato un canto di campagna, un canto grezzo, un canto antico, ecco, quindi le gare stavano diminuendo, lui interessava anche un certo introito, no? E allora ha tentato di migliorare, di renderlo più moderno. E che cosa ha inventato? Ha inserito la fisarmonica. Certo, la fisarmonica lo rende più spettacolare questo tipo di canto, però diventa più ritmico questo canto, perché il chitarrista deve seguire lo stesso ritmo del fisarmonicista, devono andare in sincronia, quasi quasi come si segue quando si segue uno spartito, e il suo cantatore si deve adattare a quel tipo di accompagnamento. Ecco perché cambia del tutto, mentre prima no, prima il suo cantatore si alzava, cantava la sua modulazione, esprimeva tutto quello che sapeva il chitarrista. L'abilità del chitarrista era nel saper seguire, accompagnare le varie evoluzioni. E infatti i veri chitarristi erano pochi, e i capiscuola sono Merella, Senesi. In quel periodo non ha avuto molta fortuna perché si è trovato Adolfo Merella davanti, però Michele Senesi era bravissimo, ma non c'erano solo loro, c'erano altri che suonavano anche ad arpeggio, anche giovani. Oggi che sono rimasti, che suonano all'arpeggio, Pietro Niedu, che io considero tecnicamente il più bravo in assoluto, tra quelli che suonano ad arpeggio, Bacchisio Masia di Bonnannaro, bravissimo, Daniele Pintus, giovanissimo di Casalsardo, figlio di Pintus, lo stesso altro chitarrista, fa il pescatore, gare, non ne fanno più, capito? Suonano tra amici, però sono quelli che potrebbero fare la gara tranquillamente. Giannicola Biosa, sì, suonano, ma sapete quante gare fanno in un anno? 4, 5, cioè niente, capito? Quindi il mio invito, faccio queste conferenze, le farò in tutto il Logudoro finché ne avrò voglia, è quello di stimolare i comitati a non avere paura di organizzare almeno una gara all'anno con suo canto a Boghe de chitarre. Se ad arpeggio è meglio, ma anche a chitarra a plettro, perché solo chitarra però, solo chitarra. Io non ho niente contro la fisarmonica, per me la fisarmonica è la madre del ballo, capito? La madre del ballo, ma il canto sardo è un'altra cosa sinceramente, certo che lo suona e si fa, però canto a Boghe de chitarra. Avrei tantissime altre cose da dire, ma siccome sto iniziando a stancarvi, concludo. E poi per chi vuole rimanere, noi per un'oretta eseguiremo dei canti, non è una gara, eseguiremo dei canti vari, canto in Reno, Resa, Muto, quello che riusciamo a fare, chi vuole chiaramente, ci sono dei rappresentanti ma è aperta a tutti, e chi vuole dare una voce, io so che a Cosuini ci sono ancora quelli a cui piace cantare, quindi lo possono fare benissimo. Concludo ringraziandovi della pazienza che avete avuto
per ascoltarmi. Io lo faccio in genere sotto forma di chiacchierata quasi, di racconto, senza seguire dei canoni, no, delle scale ben precisi, anche perché mi lascio coinvolgere dai miei ricordi, dai miei studi eccetera. Magari dimentico tante cose, ma non interessa, da una conferenza all'altra vengono fuori, no? Poi le metteremo insieme, magari farò anche una pubblicazione sul canto a poco di chitarra, perché lo merita perché dobbiamo rispolverare. Il canto di una volta non tornerà più, non voglio fare il presuntuoso, quel canto lì non si... I cantadores erano cantadores quelli, però abbiamo tanti giovani oggi che quando sentono l'arpeggio che accompagna queste voci si incantano, però bisogna aiutarli organizzando gare di canto con le voci giovani, non i professionisti le gare le fanno già, ma con i giovani. E stasera ne abbiamo qualcuno, qui c'è Matteo Dore di Osilo, è un ragazzo, l'anno scorso a Bulzi ha fatto tutta la gara con me insieme a Franco De Muro e a Gian Daniele Calvini, abbiamo fatto tutta la gara e in conclusione abbiamo fatto cantare un signore, lo zio di Gian Daniele di Bulzi, che ha 91 anni e si è cantato tutte le canzoni che ha voluto, guarda, sul palco, 91 anni, per dire la passione che cos'è, no? Allora, per concludere, e vi lascio, chiudo la conferenza con Tu di Lumari, ascoltatevela bene. È una canzone d'amore chiamata Disiparada, ma è una canzone d'amore, una vera serenata che si faceva un tempo alla donna amata. Grazie davvero di cuore, grazie al signor Mario per la sua presenza. E poi ci divertiamo un pochettino alla nostra maniera. Qui accompagnato dal fratello, da Giovanni Scala. Con questa espressione per me è il massimo, spero anche per voi. Grazie a tutti che avete... La mia
Granata nel Sebascio.
Aria fresca e fina, al sol pistosi sono saluto e copiosa forzata. Aria fresca e fina, casa pistosi sono saluto e copiosa forzata. Ma riservato in coro, Salorosa ispira con forza, ma con amor testificata. Ne mari riservato in coro, Salorosa ispira con forza, ma con amor testificata. S'abbraccia tua brillata, che cantore che Madonnina il suo mondo terrena. T'abbraccia tua brillata, dale
Vieni Nico, accompagna i Mutos. Nico! Ah, io Nicola? Ha freddo Nico, tu sei sempre allenato intanto, dai. Fatto male a incantare, rosa bella che non viene appena di leggi, bisogna abitare appena di leggi, rosa bella che non viene fatto mi ha cantare, nascino a corso viene fatto male cantare appena che di leggi, rosa bella che non viene. Casi pare di Spagna che dato tanto affetto se me la gentile di Dio accompagna. Terra di sonora che è già
Lascio lui fu a prendere papà che sa suonata la banda musicale proprio non stavo attento la mia intimata col tuo primo segnale lascio lui fu a prendere col tuo primo segnale la mia intimata poi l'uso va attendere poi va che sta suonata poi l'uso va attendere col tuo primo segnale col tamene
splendì una stella, era tanto tanto bella, ma tu sei più bella ancora. Era tanto tanto bella, ma tu sei più bella ancora. Dogna il tempo bene e passa, come va giù i fiori, e così passa l'amore, e calo qui da calo lascia. E così passa l'amore, calo qui da calo lascia. Buonanotte la malvata, che mi ti rende, drammi come di strumenti, faccio una notata. Drammi come di strumenti, faccio una notata. Veni la notte, un tempo serena, luce la stella, la luna si dipiena. Fai linda nanna, la mesitella, ai forse in cuore qualche pena. Fanti la mesitella, ai forse in cuore qualche pena. Ma fai la nina e fai la nanna, dammi tu cuore di mamma. E fai la nina e fai la nanna, dammi tu cuore di mamma. Bella, 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 bella che cammini con la grande di avventuro, prima che riesco in noi, come, ti del mezzo mondo, ai caro mio.
Quando la notte c'è molto, siamo da ballare noi. Oggi niente, pilalo di gara, oggi niente, pilalo di gara, sono tu, vuoi andare, sono tu, vuoi andare geniosa, tu vuoi vedere io la miserosa, che dai da mondo a reclamare, ballare come per te. Grazie Nicola, grazie davvero. Terminiamo perché è già mezzanotte. Fa un si bemolle Matteo Dore e per terminare davvero un fa diesis con Franco De Muro e poi ci salutiamo e vi ringrazio chiaramente perché siete rimasti sino adesso, spero volentieri. Grazie Nicola. Questa è la dimostrazione che la gara antica si può fare in una maniera e nell'altra, basta rispettare chi canta.
grazie. Bene, concludiamo questa serata con le premiazioni di rito, a iniziare dal professor Rolando Piana che ci ha tenuto compagnia stasera e non solo, ci ha deliziato con una grande lezione di lingua e cultura sarda. A lui, Grazie di cuore, bel ricordo. a Proloco Bastianonali, ringrazio il professor Rolando Piana per la competenza, la passione e l'entusiasmo profusi nell'attività di ricerca e studio del canto tradizionale sardo. Grazie.